Direttore Claudio Rizzi, Confagricoltura Udine, si è chiusa una stagione con la presidenza di Giavedoni, c'è stato un cambio. Qual è il bilancio di questi 6 anni di questa presidenza e quale sarà, ma poi ne parleremo, per il futuro? Sicuramente sono stati 6 anni molto interessanti perché abbiamo passato dei periodi molto difficili, però con l'aiuto e il supporto del nostro Presidente e del nostro Consiglio abbiamo fatto delle scelte importanti e stiamo lavorando per essere sempre più vicini alle aziende agricole del territorio che effettivamente ne hanno grande bisogno. L'arrivo adesso del nuovo Presidente Fili penso proprio che sia una continuità, anche perché lui era già presente nel nostro Consiglio e ha apprezzato appunto le iniziative che noi abbiamo portato avanti e secondo me lui continuerà su questa giusta strada che abbiamo iniziato a percorrere. Il mondo agricolo soffre, ha sofferto, è in difficoltà, però Confagricoltura Udine è cresciuta. Sì, noi siamo cresciuti perché ritengo che i nostri servizi, il nostro appunto il nostro affiancamento alle aziende nel tempo si è migliorato. Perché? Perché per le aziende c'è bisogno effettivamente di interlocutori che diano delle risposte puntuali e sincere. E dunque nuova presenza sul territorio più forte? Sì, noi difatti abbiamo rafforzato la collaborazione con dei centri di raccolta, o insomma sono delle rivendite di prodotti, sparse un po' sul territorio della provincia, quindi a Premariacco, siamo a Codroipo, siamo a Palmanova, dico le più importanti, e qui le aziende, e non solo perché le aziende ma anche la persone possono trovare dei servizi legati ai servizi economici ma anche servizi della persona che possono essere la pensione, una dichiarazione dei redditi, quindi un avvicinarsi al territorio. E dalla vostra sensibilità, dalla tua sensibilità, qual è la problematica emergente che viene fuori lavorando proprio sul territorio con gli agricoltori? Ma sicuramente la tematica dei prezzi dei prodotti agricoli è quella più sentita ed è quella purtroppo che per gli agricoltori è più difficilmente controllabile, quindi sì, gli agricoltori sono alla mercé purtroppo di un mercato che non è controllabile e questo cosa implica? Implica che anche le aziende non sanno o non riescono a fare le scelte culturali adeguate, quindi questo è un grosso problema secondo noi.